Però vi do una dritta, sì, forse dimmi. la do soprattutto a Renzo. Lo sai Renzo che a Porto Viro e nel Delta abbiamo una quindicina di ettari di Pinot Grigio DOC? No, Noi siamo riusciti, io e qualche con Confagricoltura che ci ha supportato nell'operazione, siamo riusciti, proprio un manipolo perché siamo in 5 aziende agricole, abbiamo rivendicato ad hoc degli impianti di uva da vino, diciamo, fatti utilizzando il Pinot Grigio. Nel 2017 c'è stata una breve finestra. La Regione Veneto nel 2017 ha permesso agli agricoltori che avessero fatto domanda di avere delle quote viticole non più in compravendita come una volta, il regime delle quote a scambio, ma bensì come autorizzazioni. Noi che forse per passione, forse perché magari abbiamo visto un po' più business, diciamo, in questa cosa, io e altre 4 persone qua del Delta abbiamo fatto domanda subito e abbiamo una quindicina di ettari di Pinot Grigio. Pochissimi lo sanno, siamo soci della cantina sociale di Cona e per ora non abbiamo ancora pensato di vinificare in proprio, ma potrebbe essere che facciamo. Io ho tentato una piccola microvinificazione a casa mia, io ho 2 ettari di Pinot Grigio DOC. La politica polesana doveva essere più autorevole e portare a casa la possibilità di fare del prosecco anche a Rovigo, perché il prosecco che interessa tutto il Triveneto arriva fino alla provincia di Padova, esclude Verona, questo per accordi politici più alti di noi, ma Rovigo e Verona non hanno la possibilità di coltivare l'uva glera e rivendicarla prosecco. Quindi a noi ci hanno dato il contentino del Pinot.